Veneto in piena stagione del fare, finalmente dopo 30 anni di tanti no. Però adesso il problema è conciliare questo fare con la tutela del territorio e del paesaggio. Il che significa che la nuova frontiera, quella del fare bene. Noi su questa frontiera già ci siamo, basta guardare il Passante, che non solo è un'opera utile come tutte le altre opere che abbiamo ormai in corsa, ma è utile per l'economia e per i cittadini, ma è anche bella, o meglio si inserisce in un contesto paesaggistico, in un contesto anche urbano, non in maniera pesante, ma accompagna il paesaggio. Il paesaggio è una delle, come dire, dei beni e uno dei patrimoni di questa nostra terra, e le grandi opere non lo possono deturpare, deve essere consegnato ai nostri figli così come l'abbiamo avuto noi. Qui oggi noi diciamo al mondo come si può fare, che è la prima cosa, ma si può fare anche bene. Il paesaggio veneto però è già rovinato, è grigio, pieno di capannoni e di cemento, questo lo dicono degli studi di importanti urbanisti. Che cosa si può fare? Ma veda, certe parti del paesaggio, il paesaggio non è una cosa statica, il paesaggio è anche in mobilità, è una cosa mobile, e certo certa parte di sviluppo che ha accompagnato gli anni 50, 60, 70 è uscito come dire, un po' deturpato. L'obiettivo nostro è quello di recuperarlo, tant'è che anche nel nostro piano territoriale regionale, negli slogan, nelle azioni del nostro Presidente c'è questa cultura e questa azione di recuperare il bello. Un esempio. Esempio, ce ne sono tanti esempi nella nostra. Registriamo e rifacciamo. Beh, ad esempio sulla Pedemontana, così come sul Passante, non c'è solo la grande opera, c'è il Passante Verde che accompagna il paesaggio rurale, così come sulla Pedemontana, gran parte di questa realizzata in trincea lascia trasparire le nostre bellissime montagne della Pedemontana. Sono due esempi concreti, come ad esempio sul PTRC c'è l'altra parte della necessità di riconvertire parte dei nostri capannoni, quelli più brutti, oppure ad esempio sul piano casa la possibilità di recuperare e ammodernare, tendente, come dire, con la tendenza a migliorarli anche esteticamente, questo patrimonio edilizio formato da tanti e tanti capannoni informi.